Allora, eccoci qua, stiamo parlando di anziani, di quello di cui c'è bisogno nel territorio veronese. È uno spaccato regionale molto interessante, particolare proprio per la sua connotazione anche geografica e quindi di distribuzione della popolazione a livello socio-economico. Dottore, chiedo a lei, che ha effettuato con il suo collega la ricerca, posti letto nei centri e servizi per anziani, ne accennava prima la segretaria, sono dei luoghi a volte indispensabili, perché se la persona non può essere assistita non può stare a casa da sola. Che cosa ne è emerso dalla vostra indagine? Beh, allora abbiamo detto prima appunto di queste 20.000 potenziali persone che avrebbero assolutamente bisogno di un'assistenza importante, e quindi eventualmente possiamo iniziare a parlare dei posti letto in queste strutture. Ovviamente anche in questo caso abbiamo fatto una mappatura comunale, che era quello che più ci interessava, per vedere come in realtà c'è una copertura importante assolutamente del territorio, ma ci sono anche delle aree, soprattutto nella parte a nord, vediamo nella cartina di Verona, dove ci sono intere aree, non solo singoli comuni, ma intere aree che sono potenzialmente scoperte. Inoltre c'è un'altra cosa da dire. Non tutti i posti letto ovviamente sono uguali, ci sono posti letto per persone non autosufficienti con varie tipologie e gradi, ma ci sono anche dei posti letto dedicati a tipologie di malattie dedicate. In questo caso ovviamente la persona che avrà bisogno di un posto letto per il proprio familiare o direttamente dovrà cercare quella struttura, e in questo caso si vede come in alcuni territori probabilmente per trovare un posto nella struttura che si sta ricercando dovrà magari fare parecchia strada. Ovviamente non stiamo dicendo che in tutti i comuni ci deve essere una casa di riposo, ci mancherebbe altro, però è anche vero che la situazione in alcuni casi può essere difficile, soprattutto se messa in relazione i posti letto con il numero di residenti in quel comune, perché anche quello fa una grossa differenza. Vediamo quella, tra virgolette, macchia blu scura al centro, che è il comune di Verona, ma è evidente che lì ci sarà una concentrazione di posti letto, perché è anche il comune più popoloso e quindi con i valori assoluti di persone anziane più elevati. Sicuramente va fatta una riflessione non solo come distribuzione territoriale, ma anche come tipologia di offerta. A questo proposito voi che tipo di richiesta avete fatto? Allora, considerando che, come diceva il dottore, una persona su 10 ha un bisogno grave, quindi è in stato grave per essere ricoverato, noi abbiamo notato che non sempre ci sono i centri Alzheimer, che è una malattia degenerativa, non sempre ci sono posti per acuti, se non concentrati a volte a notevole distanza dal proprio domicilio. Quindi noi chiediamo che ci sia un po' di capillarità per la distribuzione di questi posti, che una persona non debba fare 50 km per ricoverarlo su un centro Alzheimer, e che soprattutto i costi siano abbastanza contenuti, perché è impensabile pagare rette pagare rette così alte e non arrivarci a pagarle con la propria pensione. Anche se si ha l'indennità di accompagnamento, a volte solo la retta alberghiera può spaziare da 45 euro fino ad 80, quindi lei capisce che il costo diventa veramente, veramente importante per una famiglia. Insostenibile. Torniamo un po' alla ricerca. Voi avete analizzato anche la proiezione al 2031, sempre relativamente ai posti letto nei centri servizi anziani, che sono 5.876. Vediamo anche qui uno spaccato, primo livello, secondo livello, anche i centri diurni, le SLA e poi le situazioni un po' degli anziani. Assolutamente sì, un'altra delle caratteristiche appunto della ricerca, lo dicevamo un po' in introduzione, era quella di cercare anche di fare delle proiezioni proprio per iniziare oggi a progettare, a immaginare quello che sarà il domani, perché in questo caso vedete la proiezione è il 2031, quindi veramente stiamo parlando di domani se vogliamo cambiare qualcosina. La proiezione come è stata fatta? È una proiezione che partiva dalla demografia, cioè quel primo capitolo della nostra ricerca, quella parte demografica è stata estremamente importante
anche proprio per fare poi delle proiezioni. E che cosa emergeva? Che al 2031, se vogliamo mantenere lo stesso rapporto di posti letto ogni 100 over 65, dobbiamo aumentare il numero di posti letto totale di 1058, di 1 migliaio sostanzialmente di posti letto, ma non per migliorare, per mantenere appunto la situazione attuale. Quindi in questo caso appunto la ricerca era proprio mirata a cercare di iniziare a fare programmazione. Perfetto, qua abbiamo anche i numeri che voi avete citato, quindi sono numeri anche tra l'altro importanti perché fanno capire di che tipo, di che qualità di servizio deve essere anche dato. Andiamo avanti con la slide successiva, quindi chiedo sempre l'aiuto del dottore perché qui spiega anche l'aspetto economico, cui accennava prima la segretaria, poi le faccio entrare a gamba tesa sulla questione che è molto rilevante, prego. Sì, una cosa che abbiamo molto apprezzato il mio collega Stefano è che quando abbiamo fatto le prime riunioni per definire la ricerca, una delle cose che ci è stato chiesto è stato di fare grande attenzione anche al tema di genere all'interno del mondo degli over 65, anche perché un dato banale, ma le donne mediamente vivono di più, quindi se stiamo parlando di persone anziane parleremo di servizi dedicati che dovranno essere sbilanciati e maggiormente dedicati alle donne proprio per una questione demografica. Un altro tema ovviamente è quello di quanto in realtà stiamo parlando di persone anziane, ma stiamo parlando anche di lavoro. Lo vediamo molto bene in questa slide dove abbiamo la divisione del reddito medio da pensione tra uomini e donne. Qui vediamo appunto fasce di importi e vediamo quante sono le pensioni tra maschi e femmine all'interno di quella singola fascia di importo. Al di là dei numeri in assoluto si vede subito una cosa, cioè che le pensioni per gli uomini sono prevalentemente comprese tra 1.500 e 2.000 euro sostanzialmente, mentre la fascia principale delle pensioni per le donne è quella tra 500 e 1.000 euro. Quindi si capisce bene come, e qui si entra appunto nel tema del lavoro, si capisce bene come magari una discontinuità maggiore all'interno del mondo del lavoro per le donne lavoratrici porta poi a grandi differenze nella retribuzione, nella pensione media, e quindi tutto quello che poi ne consegue anche per potersi permettere i servizi di cui dicevamo prima. Segretaria. Sì, da sempre la donna fino adesso, perlomeno penso purtroppo anche negli anni immediatamente futuri, il lavoro della donna è sempre stato discontinuo, nel senso che la donna perde degli anni per la maternità e dopo ricomincia a lavorare magari facendo un part-time, e quando è prossima alla pensione magari deve ancora interrompere per assistere i genitori o anziani di casa, quindi la discontinuità porta a pensioni basse. E poi un danno familiare, io continuo a ribadire, non è solo un danno per la donna, ma è proprio un danno familiare nell'insieme, perché in una famiglia se tutti e due guadagnano bene o comunque discretamente, non uno male e uno bene, la famiglia sta molto meglio e può permettersi cose che altrimenti diventa difficile, anche un semplice mutuo pesa quando il reddito. Esattamente, e poi se pensiamo appunto che la donna ha un lavoro discontinuo e pagato meno allo stesso lavoro, quindi cioè si capisce che la donna ha un reddito inferiore, difatti non arriva mai ai 19.000 euro totali dell'anno, quindi è un reddito veramente basso, e questo incide anche nella vita futura della donna, perché vivendo mediamente 4-5 anni più dell'uomo sono veramente seri problemi. Assolutamente. Tra l'altro poi anche una persona anziana, una donna anziana che ha una bassa pensione grava sui figli, possono essere uomini o donne che siano, però sui figli indistintamente, anche economicamente. Per cui questo è proprio un gatto che si mangia la coda, una cosa incredibile. Vediamo anche le altre due slide. Le pensioni medie degli over 60 a Verona erette nei centri servizi. Che tipo di analisi è questa, dottore? È in continuità con quello che ci siamo appena detti. Lei giustamente prima diceva c'è il rischio a volte di gravare sui figli. Questa è la slide successiva, nel senso che noi a un certo punto abbiamo detto: ma se c'è effettivamente necessità di entrare, di avere un posto letto all'interno di una struttura, quanto costa la struttura e quanto è possibile permettersi questa struttura. Quindi che cosa abbiamo detto? Abbiamo in realtà
siccome il costo medio della struttura, comprensiva anche del contributo regionale, era molto variabile, abbiamo detto cerchiamo di immaginare il costo più basso che avevamo trovato, in modo da dire da qui questa è la base, e abbiamo immaginato un 55 euro al giorno all'incirca per questa struttura, sempre comprensiva appunto del contributo, proprio per dire è una persona che realmente gli viene riconosciuto il bisogno di entrare all'interno di questa struttura. E poi l'abbiamo messa a confronto con quelli che sono i redditi medi, in questi redditi pensionistici medi, in questo caso divisi per fasce di età. Ovviamente avremo le fasce di età più giovani che hanno dei redditi maggiormente elevati, per cercare di vedere questi 20.000 euro che venivano fuori da questi 55 euro al giorno di costo, quanto erano disponibili, e ci siamo accorti appunto che in realtà pochissime fasce, solo quelle più meno bisognose. Ecco, esatto, sì, tra l'altro molto vero, esatto, quelle meno bisognose. Fino a 75 anni, in genere anche 79, in genere adesso gli anziani sono autonomi e potrebbero permettersi la casa, mentre superata quell'età iniziano ad essere più bisognosi. Con una caratteristica però importante, che questo è un reddito medio lordo. Tra l'altro quindi in realtà vedete che non ne veniamo fuori. Che non ne veniamo fuori assolutamente, cioè arriviamo addirittura al paradosso 95 anni ed oltre, e ce ne sono, perché qua risulta 1058. Sì. Cioè, 1058 persone, sono tantissime, che hanno 95 anni e oltre, e non se lo possono, proprio assolutamente non se lo possono permettere. Vediamo, se fosse in proiezione futura sarebbe una cosa addirittura terrificante. L'ultima slide invece, che cosa ci mostra questa qui? La differenza tra uomini e donne. È la stessa slide, nel senso che abbiamo questa retta media, appunto di nuovo questi 20.000 euro, però questa volta abbiamo ripreso quella divisione di prima, non sia per fasce di età ma anche per sesso, e qui ovviamente il discorso torna esattamente come prima, anche se in realtà per gli uomini vediamo come tendenzialmente si superi abbastanza agevolmente questi 20.000 euro, anche se, ripeto, stiamo parlando di valori lordi, mentre la donna non riesce mai ad arrivare a questa soglia anche nelle pensioni, quelle più giovani, che sono quelle un po' più elevate, e torna tutto il discorso che faceva prima la segretaria, ovviamente. Segretaria, un po' verso la conclusione, l'assistenza domiciliare sostanzialmente per voi è un sistema da rivedere? Sì, completamente da rivedere e da incentivare. Anche perché, come dicevo prima, verrebbe a costare molto meno. Lei si figuri dare le 52 euro che la Regione dà alla casa di riposo come retta alberghiera, ne pagasse almeno 40 la famiglia o 30, questa qua cioè la famiglia avrebbe la possibilità di tenersi a casa l'anziano tranquillamente. E quindi al posto di sovvenzionare un anziano solo, si potrebbe pensare che con la stessa cifra si coprono 2 anziani e le cose andrebbero meglio, e si entrerebbe nella struttura proprio veramente quando una persona ne ha bisogno, perché in questo momento qua stanno entrando persone che possono vivere benissimo a casa, però non ce la fanno a vivere loro, pagare il mantenimento della badante, pagare la badante, pagare le spese di casa non diventa più conveniente, quindi si cerca il male minore. E allora io sono per incentivare il servizio domiciliare, però rivedendolo, che sia un servizio domiciliare giornaliero dove ce ne sia bisogno e dove le persone possono stare a casa dignitosamente e non abbandonate a se stesse. Però sono tanto soli. E qua rifaccio l'ultimo capitolo della Bassa Veronese, da Legnago fino ai confini di Mantovano, l'aveva detto anche lei, dove manca tutto. Sì. Adesso vede, sta partendo il piano del PNRR, quindi anche per mezzo di questi incentivi qua si potrebbe pensare anche a delle case di comunità, a dei luoghi dove magari, dei centri diurni dove le persone si possono ritrovare, possono stare insieme, socializzare, parlare e vivere e passare la loro vecchiaia meglio. Cioè bisogna ripensare al sistema di come uscirne da questa storia qua, perché la prospettiva è che diventiamo sempre più vecchi, vivremo sempre di più e avremo naturalmente bisogno sempre di più cure. Ho capito che dai 65 ai 75 anni relativamente viviamo bene, ma dai 75 ai 95 sono altri 20 anni. Sì, sono e questi 20 anni dovremmo poter passarli bene.
Io vi ringrazio, con queste riflessioni pensiamoci, lasciamo i nostri ospiti, ringraziamo Viviana Fraccaroli, segretaria generale FNP di Verona, di essere stata qui con noi, ringraziamo il dottor Francesco Peron, ricercatore sociale, e Stefano Dalprà Caputo, con lui ricercatore per questa interessantissima ricerca. È uno spaccato veronese molto interessante peraltro, perché ci illustra anche una realtà multiforme, ma ciò non toglie che rappresenta la nostra realtà regionale in tutti i suoi aspetti, e quindi sono dati molto importanti. Grazie di averci seguito, cari telespettatori, grazie a voi di essere stati qui con noi, i nostri ospiti. Noi ci vediamo presto, sempre con gli approfondimenti con FNP CISL.